Don Angelo Rossi è il parroco di Selva del Montello. Cosa significa per la comunità riappropriarsi di questo luogo di preghiera e di culto secolare? È un evento atteso da molto tempo, perché in questi ultimi anni questa festa è stata sospesa, prima a causa della chiesetta che era inagibile, poi c'erano i lavori in corso e poi si è aggiunta la pandemia, per cui per circa 3 annate non è stata fatta la messa e la processione. Questi sono eventi ai quali la gente di Selva ci tiene molto, in modo particolare questa zona sud di Selva, che è la zona di Selva Campagna si chiama. E ci siamo accorti che con il ripristino, con il restauro della chiesetta, c'è stato anche un maggiore afflusso da parte delle persone. Penso anche perché si sono impegnate a corrispondere, cioè tutti i lavori che sono stati fatti, la parrocchia non ha messo una lira, sono tutte sottoscrizioni da parte delle persone, quindi la sentono molto questa chiesetta qua. Io avevo garantito di celebrare una messa al mese, proprio come impegno, una volta che la chiesa veniva aperta, e ci siamo accorti che la gente non ci sta, un po' perché ci sono le distanze da tenere e un po' perché la gente la sente sua e partecipa di più. Quindi posso dire che è un risveglio non solo della religiosità, della devozione nei confronti della Madonna del Carmine di San Rocco, ma un risveglio anche dal punto di vista sociale. Cioè a Selva non ci sono tante occasioni di aggregazione, sono veramente poche nell'arco di un anno. Questa è una delle occasioni che stiamo ripristinando e valorizzando. Renato De Marchi, presidente del comitato nato per il restauro della chiesetta di San Rocco. Com'è nata questa storia, un po' più lunga forse del previsto? Ma più che lunga è stata un'idea folle che è partita da alcuni di noi. Poi da questo si è tramutato in un incontro in cui è organizzato dagli alpini, a cui bisogna sempre ringraziarli. Da là è nato una sottoscrizione che è andata al di là di ogni previsione e ci ha dato la forza e il coraggio di partire. Siamo partiti, collaborazione massima di tutti, a parte la curia, ma il resto abbastanza tutti hanno collaborato e noi nel giro di 7-8 mesi abbiamo cominciato i lavori. Il Covid ce l'ha interrotti, li abbiamo ripresi, novembre 2020 e i lavori erano terminati. Siamo oggi in inaugurazione per ovvi motivi e quindi oggi è la ricorrenza della festa, quindi oggi siamo alla festa per l'inaugurazione. Cosa vuol dire questa chiesa per uno di Selva? Ma questa chiesa secondo me l'importanza è il fatto di avere ridato vita a questa chiesa, il fatto di aver investito i soldi nostri, contributo del comune è l'unico che ha contribuito, però poi tutti gli altri sono tutta gente nostra del posto che hanno contribuito. Secondo me va citata la famiglia Giusti, la Maria Vittoria e Gillo Giusti, che hanno dato un contributo fondamentale per fare il tutto. Alla fine dell'operazione noi abbiamo speso 150.000 più IVA, che contiamo di ripianare completamente con quello che abbiamo incassato. L'architetto Armando Guizzo è stato progettista e direttore dei lavori di questo intervento. Quali erano i punti critici, architetto? Diciamo che è stato un bel intervento di restauro. Qui si poteva intervenire solo con un restauro conservativo perché l'edificio ha un vincolo monumentale come tutti i beni ecclesiastici che hanno più di 50 anni. Cosa vuol dire? Che nulla è stato cambiato, nulla è stato sostituito, ma tutto è stato recuperato. Andando un po' in sintesi, diciamo, le fondazioni erano buone, lo stesso anche le murature, a parte la facciata, quella principale che vedete, compromessa un po' negli ultimi anni dalla presenza della rotonda, dalle vibrazioni create dalla viabilità, e il grande malato era il tetto, che non si vede perché è controsoffitato da un soffitto in arelle. Quindi una volta creata una botola è scoperto e sono uscite tutte le problematiche. Quando abbiamo iniziato a pulirla e a scrostarla sono apparse le parti decorative, e importanti, diciamo, sia sull'abside sia sull'aula, così come sui soffitti. E i colori che sono stati riportati sono quelli, diciamo, presenti nel 1900. Segnalo che nell'abside è uscito, diciamo, un decoro importante che è un calice
su un monte, probabilmente sul Golgota, che irradia raggi di luce e che a mio avviso ha un significato importante. Altrettanto importante è anche il portale d'ingresso, anche qui sono presenti dei decori sull'arco che sovrasta il portale d'ingresso e sul rosone soprastante e poi su delle archine voltate, diciamo, che sostengono la cornice. Per il resto diciamo che è stato un grande sforzo di tutti, credo che la comunità può essere contenta e ridiamo questa chiesa alle prossime generazioni nella speranza anche che continui ad avere un ruolo importante come l'ha avuto negli ultimi 100 anni.